Cari telespettatori della Tenda TV, bentrovati. Siamo in diretta da Vittorio Veneto. Sono le 10:08 in questo istante. Una mattinata, quella di quest'oggi, che avrebbe dovuto coinvolgere attivamente migliaia di persone perché in migliaia erano attesi a Vittorio Veneto per il quinto raduno nazionale di Assoarma, l'associazione che riunisce insieme molte associazioni d'arma italiane. Doveva essere l'ultimo raduno di un'associazione d'arma, quello che andava un po' a chiudere quelli che sono stati i tanti appuntamenti che in questo 2018 hanno visto le associazioni d'arma protagoniste sia a Vittorio Veneto, 5 sono state le associazioni che hanno sfilato a Vittorio Veneto, ma anche in ovviamente altre città. Purtroppo lo state vedendo dalle immagini, lo sapete se ci state seguendo da Vittorio Veneto, la città è interessata da una pioggia battente. Da qualche minuto è stata data dall'amplificazione, dallo speaker ufficiale, la notizia che il raduno di Assoarma è annullato per motivi di sicurezza, perché lo sapete, in questi giorni c'è l'allerta meteo che vede il suo culmine proprio nella giornata di oggi e quindi gli organizzatori non se la sono sentita. Ecco, però in questo momento vediamo che sta sfilando è una sfilata improvvisata quella che state vedendo ora. I radunisti hanno voluto sfidare la pioggia, poi avremo modo di sentire anche gli organizzatori. Ora però vi proponiamo queste immagini. Sta passando l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, socio aggregato di Assoarma, un istituto appunto che è patriottico, politico, partitico e si propone di fornire con i propri iscritti una Guardia d'Onore alle tombe dei sovrani d'Italia, quale contributo di riconoscenza per l'augusta Casa Savoia che portò all'unità e alla grandezza della patria. Mantiene vivo il culto della patria, il senso dell'onore, esalta e custodisce e tramanda le glorie e le tradizioni militari della patria. È un vero piacere, prima vi ho presentato Sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto, sono titoli che non sempre si dicono, quindi mi perdoni, e quindi siamo qui pronti ad accogliere adesso anche altri radunisti. Vedo l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, un attimo che vi diamo l'ok anche a voi. Vi avevo iniziato a presentare prima l'associazione che appunto addestra un sacco di volontari, esegue periodicamente delle esercitazioni denominate Emeralta, allo scopo di abituare il personale a collaborare in maniera anche proficua e funzionale con le istituzioni e le altre organizzazioni di protezione civile. Loro sono abituati all'acqua, non hanno alcun problema. Accogliamo con un bel applauso l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Ecco che il presidente nazionale dell'Associazione Nazionali Lagunari Truppe Anfibie passa davanti a quelle che è rimasto un po' delle tribune e tutti i loro associati. Un bel applauso a questi coraggiosi, ma ripeto, loro non hanno granché paura dell'acqua, sono numerosi, non hanno voluto assolutamente fare il viaggio a vuoto, come si dice, generale Arpad, grazie che lei mi è di assistenza qui in fianco, qui a fianco. Psicologica. Bene, bravissimi.
Avete capito che stiamo improvvisando un pochino tutto, insomma, i baschi verdi in questo momento. Si avvicina ora l'Associazione Nazionale Aviazione e Esercito. Ieri hanno presentato un magnifico calendario, ho avuto il piacere di assistere presso il Museo della Battaglia. Tutti coloro che hanno appartenuto o appartengono all'aviazione dell'esercito, nonché ufficiali dell'esercito e anche amici e simpatizzanti della specialità. Ricordo che nel 2001, in coincidenza con il 12°, questo è il loro 20° raduno nazionale, è stato inaugurato un bellissimo monumento ai caduti dell'aviazione e dell'esercito. Vi prego di passare lentamente uno alla volta perché non siete più in ordine. Mi dispiace, da questo momento non posso più parlare, ho ordine di chiudere la sfilata. Buon giorno a tutti e buona giornata, io eseguo degli ordini. Buongiorno a tutti.
abbiamo il piacere di vedere l'Associazione Nazionale Bersaglieri. Signori, un bel applauso ai fanti piumati, i primi che entrarono a Vittorio Veneto. Salutiamo il Presidente nazionale Generale Ottavio Renzi. Le 7 province sono schierate tutte: Verona, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Belluno. Ecco i fanti piumati, i fanti crevisi, numerosissimi, giunti anche dalla regione Friuli Venezia Giulia con il Presidente Giuseppe Iacca. Si avvicina ora lo striscione Vivi e Morti, bersaglieri di Zara, Fiume e Pola sono qui con noi. In affidamento lo striscione e la memoria storica ai bersaglieri padovani. Salutiamoli, questi coraggiosi, al passo di corsa. Ecco che è arrivata la fanfara dei bersaglieri Leopoldo Pellas di Jesolo che entra nello sfilamento. Coraggiosi, accogliamoli con un applauso, bravissimi, guidati dal capo fanfara Luca Scarpi. Ecco che si mettono nello sfilamento. Salutiamo il comune di Arcade che passa in sfilata. Ecco che la fanfara si schiera qui davanti. Per la corsa finale. Vediamo il labaro della provincia di Venezia, della sezione di Jesolo. Fanfara schierata per 5, numerosissima, intitolata medaglia d'oro al valor militare Leopoldo Pellas, un ardito delle fiamme rosse. Si preparano per il tradizionale passo di corsa, 180 passi al minuto. Signori e signori, l'Associazione Nazionale Bersaglieri rappresentata oggi nella figura del complesso musicale della fanfara di Soliottoni, fanfara di Jesolo. Corsa molto lunga, salutiamo tutti. C'ho ordine di stare zitto, mi dispiace, buona giornata.
Eccoci qui, siamo collegati da Piazza del Popolo. Una mattinata un po' particolare, abbiamo addirittura anticipato la nostra diretta televisiva perché dopo 5 raduni in cui non c'erano stati problemi di porta e Vittorio Veneto era comunque baciato dal sole, purtroppo in questo caso non è stato così. La pioggia ha fatto la sua parte e purtroppo abbiamo deciso, è stato deciso, adesso ci darà lei un po' i ragguagli, di annullare, possiamo dire, sia la cerimonia militare sia la parata, la sfilata lungo Viale della Vittoria. Allora, Sindaco, ci dica come mai. Intanto siamo accompagnati dalla musica della fanfara. La sfilata in realtà in qualche modo c'è stata, nel senso c'è stata una sfilata autogestita. Perché? Perché il generale Saltini, d'accordo presumo col generale Buscemi, vista la situazione del tempo, ha deciso per garantire la sicurezza di tutti di annullare la manifestazione. Poi in realtà ovviamente, siccome i radunisti erano già piazzati, hanno semplicemente percorso la strada che avrebbero dovuto fare nella sfilata e di fatto ne è risultata una sfilata, diciamo così, autonoma. Anche perché in quest'ultima mezz'ora, 20 minuti, il tempo si è leggermente meglio. La pioggia non è scesa, anche se da quanto abbiamo visto, siamo in contatto diretto con Teolo, con l'ARPA, ci hanno avvisato che fino a martedì il tempo sarà piuttosto perturbato, con possibilità di acquazzoni anche piuttosto intensi. Dispiace da un lato, è vero, 5 sono andati benissimo, anzi piuttosto caldi anche da un punto di vista della temperatura. Qui comunque la gente è comunque, mi pare, festosamente allegra anche in questo frangente, anche in questo raduno, anche se ovviamente un po' meno felici di quanto sarebbero stati se avessero potuto sfilare e assistere a tutta la cerimonia completa. Abbiamo visto nelle immagini anche di questa sfilata un po' improvvisata la presenza anche di Emanuele Filiberto, che appunto è una delle presenze attese anche per questa giornata. Ora possiamo dare l'appuntamento, poi voi rimanete con noi perché abbiamo alcuni contributi che avevamo preparato e vi avremo mostrato nel corso di questa giornata, che fanno riferimento al primo giorno del raduno, alla giornata di ieri. Però l'appuntamento è rinnovato adesso a mercoledì mattina, perché ci sarà un'altra cerimonia militare dell'esercito questa volta. Con un anticipo martedì sera, perché martedì sera, sempre in questa piazza, dal medesimo palco, dal quale assieme al principe Emanuele Filiberto abbiamo assistito alla sfilata autogestita, diciamo così, ci sarà l'arrivo dell'esercito come 100 anni fa. Da Via del Fante arriveranno i lancieri e poi dal palco ci saranno anche i nostri cori, tutti i cori locali che intoneranno dei canti, e poi mercoledì mattina alla presenza del generale Salvatore Farina, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, ci sarà la cerimonia con l'esercito italiano, che anch'essi hanno deciso di ricordare la città di Vittorio Veneto in quest'anno del centenario. Grazie Sindaco, quindi rinnoviamo questo appuntamento, la lasciamo andare perché so che la situazione è un po' così. Adesso andiamo a proporvi dei contributi, come dicevo, che avevamo preparato. Vediamo l'alzabandiera. A nome di tutto il personale appartenente alle associazioni d'Arma qui rappresentate e dei loro presidenti nazionali, porgo a tutti il più caloroso benvenuto e un sentito ringraziamento per essere intervenuti alla cerimonia dell'alzabandiera. Con questo solenne momento viene inaugurato il quinto raduno di Assoarma, nel ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale, della vittoria e del completamento dell'epopea risorgimentale con la riunificazione all'Italia delle città di Trento e Trieste. In particolare, un sentito ringraziamento va alle autorità intervenute e all'amministrazione della città della Vittoria che oggi ci ospita. È già presente in piazza il picchetto del Reggimento Genova Cavalleria IV. La cerimonia dell'alza o ammaina bandiera ricorda a tutti i militari un momento fondamentale, in quanto unisce
tutti i partecipanti in una sincera condivisione di intenti, ma soprattutto perché in servizio lontano dalla patria, essa rappresenta il legame con le persone care, con la nazione lontana. La bandiera rappresenta il simbolo più alto dell'appartenenza a una comunità. Essa incarna il legame con le generazioni passate e con quelle che devono ancora nascere. Memoria e speranza che si uniscono in un simbolo che tutto rappresenta. Senza memoria e speranza si crea un distacco dalla propria storia, dal proprio passato, dalle proprie radici, e se ciò avviene, viene meno anche la fiducia nel futuro, la certezza di essere in grado di superare qualsiasi difficoltà. Ecco perché l'alza e ammaina bandiera rappresentano sia l'inizio sia la fine di un raduno come il quinto di Assoarma. Un gesto simbolico di unità e fraternità che si rinnova nella consapevolezza di generosità e piena disponibilità alla comunità nazionale di cui le forze armate sono al servizio e a difesa. Si dà ora inizio alla cerimonia dell'alza bandiera. Personale a posto. Schieramento attenti. Presentat. Alza bandiera. Portat. Schieramento. Riposo. Ha ora luogo la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Il monumento ai caduti, che sorge tra i pennoni dove sono state appena innalzate le bandiere nazionali, reca inciso alla base il motto della città: Victoria Nobis Vita. Opera dello scultore Augusto Murer di Falcade e dell'architetto Franco Posocco, è stato inaugurato nel 1968 dal Capo dello Stato, Giuseppe Saragat, in occasione del cinquantenario della vittoria. Il generale Buscemi, presidente di Assoarma, accompagnato dal signor sindaco di Vittorio Veneto e dal presidente del comitato del quinto raduno di Assoarma, depone una corona al monumento in memoria e onore dei caduti. Personale a posto? Corona a posto. Schieramento attenti. Presentat. Onore ai caduti.
Preghiera ai caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari, caduti nell'adempimento del loro dovere sui mari, in terra e nei cieli. Per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore che li animarono nel servire la patria, dona a loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia e al mondo la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. Portat, lancio. Schieramento, riposo. La cerimonia dell'alzabandiera e di deposizione di una corona ai caduti sono terminate. Il picchetto del reggimento Genova Cavalleria IV lascia ora il luogo della cerimonia. Picchetto, attenti. Braccia, lancio. A destra, fronte. Avanti, vai. Vogliamo ancora ringraziarvi per aver partecipato a questa significativa cerimonia. In particolare un ringraziamento va alla provincia che ha voluto essere presente con noi questa mattina e l'Istituto Superiore Gramsci Keynes di Prato, giovani tra i giovani, hanno voluto condividere con noi questo alzabandiera in memoria dei caduti. Le attività del quinto raduno di Asso Arma continuano come da programma. Grazie ancora per essere stati con noi. E quelle che avete appena visto erano le immagini di ieri mattina. Abbiamo visto il momento dell'alzabandiera, abbiamo visto l'onore ai caduti, mentre ora le immagini che state vedendo sono quelle che vi giungono in diretta da Piazza del Popolo, in quella che doveva essere una mattinata di festa per tutte le associazioni d'arma. Asso Arma aveva organizzato nei minimi dettagli, nei minimi particolari il quinto raduno nazionale proprio qui a Vittorio Veneto in questa domenica di fine ottobre. Purtroppo il maltempo ha rovinato appunto questo raduno. Intorno alle 9:30 è stata data la comunicazione, lo dico anche per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, che il raduno appunto è stato annullato. Nonostante questo alcuni radunisti hanno voluto sfilare lo stesso davanti al monumento, davanti alla tribuna delle autorità. Chi ci ha seguito sul nostro canale televisivo ha potuto vedere in una diretta un po' improvvisata questa sfilata iniziale. Ora però siamo già al momento conclusivo di questo raduno, cioè all'ammaina bandiera. Tra pochi istanti i due bandieroni che stanno sventolando appunto qui in Piazza del Popolo scenderanno, ci sarà appunto il momento di chiusura anticipata di questo raduno. È un peccato perché, come dicevamo, tanto era stato il lavoro da parte dei responsabili di Asso Arma per realizzare quella che è già stata una festa per altre 5 domeniche. Altri 5 raduni hanno scelto Vittorio Veneto come luogo in cui appunto fare festa. Purtroppo oggi il maltempo e soprattutto le condizioni proibitive che si stanno verificando anche nelle zone vicine a Vittorio Veneto hanno costretto gli organizzatori ad annullare questa manifestazione. Continuiamo a stare con le immagini. Dovrebbe mancare qualche istante sui grandi bandieroni. Non è mancata la delusione, sentiremo poi anche alcuni degli organizzatori, sentiremo l'ammiraglio Domini. Pochi minuti fa abbiamo sentito il sindaco Roberto Tonon, ma purtroppo insomma contro il tempo non si può andare. Continuiamo
Prego la regia di andare con le immagini, poi abbiamo degli altri contributi che vogliamo proporvi, che abbiamo realizzato nella giornata di ieri, ma intanto dovremo essere prossimi alla Maina Bandiera. Attenzione che è scoccettato. Eccoci qui, torniamo in diretta, siamo sempre in diretta da Piazza del Popolo, abbiamo visto la cerimonia della Maina Bandiera, siamo qui con l'ammiraglio Domini. Allora, la delusione possiamo dirlo c'è, perché è stata annullata una festa, un momento celebrativo che era stato organizzato da voi nei minimi dettagli da qualche mese. Veramente sono più di qualche mese, sono almeno 2 anni. E quindi è triste dover rinunciare proprio all'ultimo quando sei praticamente davanti al traguardo. Mi sento un po' Dorando Pietri che praticamente sta per arrivare e crolla, quindi non ci voleva quella spruzzata d'acqua così forte che effettivamente ha messo in grosse ambasce tutti quanti. Naturalmente bisogna sempre cercare di trovare delle cose positive anche nelle cose negative. E la cosa positiva che mi permetto di poter sottolineare è che nonostante la frustrazione per l'impossibilità di fare tutto ciò che era previsto e in una situazione devo dire abbastanza drammatica perché l'acqua scendeva con una violenza incredibile,
la gente, i radunisti che erano in fila pronti a partire, hanno deciso comunque di sfilare, e questo dà anche un tono dello spirito italiano, cioè anche in una situazione difficile come questa, senza una chiara, l'ordine, a dire la verità, era stato dato ed era molto chiaro di cedere, di chiudere l'attività. Nonostante questo la gente non ha mollato, ha voluto portare a termine quello che aveva iniziato, quindi lo spirito italiano è proprio questo, anche nei momenti più difficili trova proprio lo spirito per andare oltre anche alle difficoltà e comunque arrivare allo scopo, che era in questo caso era quello comunque di sfilare. E la gente che ieri era stata invitata a evitare di muoversi era comunque presente, c'erano molte persone, molti vittoriesi che hanno preso il coraggio nonostante l'inclemenza del tempo ed erano scesi in piazza, e questo è credo veramente un messaggio molto molto positivo. Tra tutti vorrei citare la nostra Francesca Meneghin, che era in prima fila ad applaudire le poche truppe che sfilavano, i pochi associati che sfilavano, e lo faceva con lo spirito giovanile di una quindicenne, dicendo proprio che queste cose sono un elemento di forza del nostro paese, e i giovani dovrebbero anche apprezzare il fatto di credere in valori, in una bandiera, in un senso della bandiera, in un senso dello Stato che spesso oggigiorno è in grossa difficoltà. Quindi anche nel brutto tempo, anche nella situazione di crisi e di difficoltà, guardiamo le cose positive, e ce ne sono state molte in questo raduno. Ecco, ripercorriamo, perché l'avremmo fatto con calma, posso dire, nel corso della diretta che avevamo preparato, anche noi come i tecnici audio questa mattina praticamente dall'alba abbiamo sfidato le intemperie, e purtroppo poi c'è stata questa decisione. La rabbia maggiore è che adesso non piove ovviamente, però un'oretta e mezza fa la situazione era ben diversa, e per questioni di sicurezza ovviamente si è deciso per l'annullamento del raduno. Dicevo, il raduno è iniziato giovedì mattina, c'è stato un momento molto interessante, molto importante con le scuole, c'è stato il ricordo di Nazario Sauro. Sì, questo raduno è stato pensato cercando di mettere in risalto un po' tutta la realtà della nostra città, e non solo, la nostra città in piccolo rappresenta la nazione. Quindi la venuta di Sauro il giovedì era il momento in cui noi cercavamo di comunicare, cercavamo di travasare qualcosa di positivo nei giovani, quindi l'obiettivo primo era coinvolgere i giovani. L'abbiamo fatto attraverso il nipote di Nazario Sauro, perché Romano Sauro è un ammiraglio, ma alla veneranda età di 67 anni ha preso il coraggio a due mani e si è messo in una barca a vela per ricordare il nonno, e ha circumnavigato l'Italia entrando in oltre 100 porti d'Italia e parlando a oltre 40.000 giovani studenti italiani di tutte le classi, dalle elementari fino alle superiori, fino alle università. Non solo, è andato anche all'estero, in Albania, in Montenegro, in Croazia, in Slovenia, luoghi dove il nonno era uso passare e navigare, quindi il suo era veramente un percorso nel passato. E le 2 ore che sono passate rapidamente sono state contraddistinte da un grandissimo silenzio da parte dei giovani e grandissima curiosità, quindi devo dire un'esperienza unica, molto bella. Lui è un affabulatore, un grande comunicatore, ha saputo toccare le giuste corde. Questo nella giornata di giovedì, quindi giornata di giovedì dedicata ai giovani. Nella giornata di venerdì poi un concerto, un bellissimo concerto che vi riproporremo nelle prossime settimane, perché anche noi con le nostre telecamere eravamo presenti nella chiesa del Duomo di Serravalle. Il Requiem di Mozart ha tenuto c'era la chiesa gremita e ha tenuto incollati alle sedie tutti gli spettatori, un altro momento molto significativo, molto importante.
Sì, anche questo aveva una duplice veste e naturalmente, anzi forse triplice addirittura. Aveva il primo obiettivo, ed è la motivazione per cui è nata questa impresa, era di organizzare qualche cosa che potesse fare da traino alla raccolta di fondi per le riparazioni del soffitto della casa di San Giuseppe. Stavo per dire la tenda TV, no, la tenda TV ancora non è crollata, è ancora in piedi. Allora, è umida, oggi è umida, ma la tenda è ancora su. Sì, dopo una mattinata a guardare i tetti, bisogna dire che bisogna stare molto attenti. Allora, il soffitto del Sacrario delle Bandiere della chiesa di San Giuseppe, che è nell'ambito appartiene alla chiesa di Serravalle, al Duomo di Serravalle, era in grossa difficoltà e una fetta di questo soffitto era caduta, per cui il sacrario era inagibile e quindi dovevamo urgentemente cercare di metterlo a posto. Non era facile e devo ricordare a questo proposito prima di tutto il Banco di Credito Cooperativo delle Prealpi, perché ha svolto un ruolo essenziale. Ci tengo a ringraziare poi gli alpini che hanno fatto anche loro la loro parte, e poi altre attività della città, l'Università della Formazione Continua, che ha contribuito con una cifra importante, i soldi che abbiamo raccolto da una presentazione di una commedia a Tarzo, anche questo fatto in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi. Quindi devo dire un circolo virtuoso che ha fatto sì di raccogliere il quantitativo necessario per rendere agibile il sacrario proprio in funzione dei raduni che si dovevano tenere nell'anno, quindi siamo riusciti a raggiungere il risultato. Quindi questo era il primo obiettivo, ci mancavano ancora quei fondi, nella serata abbiamo raggiunto l'obiettivo. La seconda ragione era quella di far ritornare a Vittorio Veneto una nostra concittadina, Fiorella Foti, che è stata per anni una grande manager del concorso di violino e che credo desiderasse ritornare con qualcosa di molto bello come questo evento, e il fatto di farlo a Serravalle nella chiesa del Duomo, il fatto di farlo nel contesto di Asso Arma, devo dire lei si è subito spesa completamente con la sua orchestra, l'orchestra d'Aschi di Treviso, e con il coro Enclara Vox di Possagno, naturalmente guidati anche da solisti e da un direttore di tutto rispetto. E questo Requiem di Mozart è stato un grandissimo successo, nel senso che ha rappresentato veramente, penso, il momento culturale più alto del centenario, per qualità e per senso. Naturalmente noi ricordavamo i caduti di tutte le guerre e non solo. Mi è piaciuto molto il fatto che il padrone di casa, oltre naturalmente al parroco Don Michele, che ricordo con affetto, ma lo abbia fatto il dottor Gabriele Carniel, affiancato dal Carlo Nordio, che tutti quanti conosciamo. Due realtà civili che da sempre hanno lavorato al servizio dello Stato, e quindi ricordare anche coloro i quali cadono al servizio dello Stato. E poi naturalmente il terzo, che non è terzo in ordine di importanza, ma solo perché questa sera lo dico come terzo, il fatto che quella sera il Requiem era dedicato ai caduti, appunto, e a Brandolino Brandolini, che è il nostro rappresentante in Parlamento caduto nella Prima Guerra Mondiale, che in qualche modo dovevamo ricordare perché è l'unico parlamentare italiano che è caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi era un ricordo proprio ai nostri caduti, una memoria che è necessario tenere viva, proprio per sia evitare di fare gli stessi errori di allora, sia per fare tesoro del loro sangue, per capire che oggi, se siamo liberi, se abbiamo certi vantaggi, se abbiamo certe caratteristiche,
significa mangiare i nostri cibi, parlare la nostra lingua, avere le nostre tradizioni, lo dobbiamo anche a loro che hanno difeso questi aspetti sul Piave, sull'Isonzo, sulle montagne e sul Basso Piave. Ecco, ci tengo anche a ricordare il Basso Piave, più che altro perché la Marina era lì destinata, quindi il San Marco ad esempio ha fatto un lavoro egregio in quella zona. Ammiraglio, arriviamo a grandi passi e dopo tra un po' dobbiamo chiudere perché ci sono delle questioni anche logistiche. Arriviamo alla giornata di sabato, c'è stata una deposizione in 3 posti significativi, a Fagarè, a Nervesa e a Follina. Noi eravamo a Follina, chiedo alla regia di mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato ieri a Follina con la deposizione della corona e l'onore ai caduti. Onori ai caduti! Riposo! Buongiorno a tutti. Con vero piacere che oggi porto il saluto mio e dell'amministrazione comunale a tutti quanti voi. Porto non solo il saluto, ma porto anche un grazie sincero per quello che stiamo facendo oggi, perché oggi stiamo onorando questi nostri caduti della Grande Guerra e stiamo facendo quello che a questi giovani che sono morti, che hanno donato la loro vita per darci questa democrazia di cui oggi probabilmente neanche ci rendiamo conto di quanto vale. Questi ragazzi avevano in cuore una cosa sola, quella di non essere dimenticati. Io voglio proprio dirvi un grazie profondo dal mio cuore, ma se oggi lo possiamo fare è perché qualcuno ha voluto dare dignità a questi caduti. E chi è questo qualcuno? Questo qualcuno è il presidente del comitato del cimitero austro-ungarico, che grazie alla sua voglia, grazie alla sua sensibilità, grazie al suo impegno, direi anche
la sua caparbietà e il suo cocciutismo che ha quando riesce a fare le cose. È riuscito a dare dignità a queste persone e penso che sia la cosa che va oltre tutte le chiacchiere, tutti i bei discorsi che può fare un sindaco, un ministro, un politico. Qui si è dimostrato veramente che si è voluto dare dignità e dare valore alla cosa a cui queste persone tenevano di più, quella di non essere dimenticati. Di nuovo in diretta da Vittorio Veneto, lo ripetiamo per chi si fosse messo in collegamento solo ora, sia sui nostri canali social sia sul nostro canale televisivo. Lo vedete, dietro di noi la piazza è praticamente vuota, il raduno di Asso Arma è stato annullato per avverse condizioni meteo. Noi vi stiamo raccontando un po' quelli che sono stati gli eventi di questi giorni, l'abbiamo fatto prima con Omini, ora però abbiamo qui il tenente Pasquale Trabucco che è protagonista di un'impresa. Allora noi abbiamo voluto chiedere e ovviamente vogliamo anche trasferirlo ai nostri telespettatori di che si tratta. Io so che lei era qui per il raduno a maggio, qui a Vittorio Veneto, e da lì che cosa ha fatto? Grazie e buongiorno a tutti. Prima di arrivare qui il 27 maggio sono partito da Predoi, in provincia di Bolzano, dal comune più a nord d'Italia, per poi arrivare a piedi, ovviamente, con uno zaino 13 kg, per arrivare poi qui il 27 e sfilare con i miei colleghi di corso ufficiali al raduno della fanteria e proseguire poi per Porto Palo di Capopassero, in provincia di Siracusa, il comune più a sud d'Italia, più a sud di Tunisi. Questo viaggio è durato 49 giorni, ho percorso quasi 1750 km a piedi per ricordare i caduti. Siamo nel 2018, 100 anni dalla fine della guerra, ma soprattutto per un'iniziativa che ho lanciato e che è stata raccolta da tante province, da tanti comuni, da associazioni d'Arma, ma anche altre associazioni. Il ripristino della festa del 4 novembre. Non si può dimenticare la nostra storia, non si possono tagliare le nostre radici. L'Italia in quei 3 anni di guerra, che fu una guerra importante e sanguinosa, perse 1.200.000 uomini, 650.000 furono i caduti in guerra, 550.000 i civili. Famiglie che una famiglia perse 5 figli, 27 famiglie persero 4 figli, 377 famiglie persero 3 figli. Non possiamo dimenticare questo. Questa festa va ripristinata assolutamente, è per questo motivo che ho camminato, ho faticato, ma ho avuto tanta soddisfazione perché tanta gente, veramente tanta gente, mi chiede di parlare d'Italia, mi chiede che venga ripristinata questa festa. Ecco, lei simbolicamente, adesso tra l'altro proveremo il nostro cameraman a mostrarvi anche una foto, lei
questi 1700 km, più di 1700 km, portando con sé un tricolore. Tricolore che appunto adesso tra poco iniziamo a mostrarlo alla telecamera, così il nostro cameraman Davide adesso lo inquadra. Questo tricolore porta tante firme, adesso ci dirà di chi sono queste firme, possiamo appunto, forse lo stiamo già vedendo, ok? E lei l'ha consegnato questo tricolore all'assessore Denardi proprio questa mattina. Allora, un simbolo anche tangibile per sposare questa causa. Assolutamente sì. Questa mattina ho consegnato nella trincea il tricolore, sotto un altro tricolore. È stato un momento importante, un momento significativo ovviamente per me, ma anche per l'assessore Barbara Denardi, con la quale abbiamo intrapreso un cammino comune. Ci siamo conosciuti sui social, come si usa oggi, ma da allora poi abbiamo continuato a contattarci proprio per cercare di far sì che questa iniziativa arrivasse alla fine. È per questo che chiedo appunto al Presidente della Repubblica e al Ministro della Difesa di impegnarsi anche in questo. Cos'era questo tricolore? Un tricolore comprato a Reggio Emilia, nella città del tricolore, al museo del tricolore. Non poteva essere un tricolore comprato ovunque, doveva essere comprato nella città dove è nato il tricolore. E questo tricolore è stato firmato da tutti i sindaci, compreso il sindaco Tonon di Vittorio Veneto il 27 maggio. E io ho voluto che questo tricolore fosse custodito nella città della Vittoria, nella città di Vittorio Veneto. E questa mattina nella trincea è stato consegnato a Barbara Denardi, assessore al centenario, che veramente ha dato lustro alla città insieme a tutti gli altri vittoriesi. E a nome dei vittoriesi noi la ringraziamo, ovviamente possiamo sposare questa causa di rendere omaggio, ricordare i caduti appunto lei prima ha dato i numeri e i numeri parlano da soli, senza bisogno di aggiungere tante parole. La ringraziamo anche per averci portato questa testimonianza, adesso potrà riposarsi dopo questi 1700 km. Non mi posso riposare perché non mi fermerò fin tanto che la festa del 4 novembre non torni a essere festa nazionale, festa di tutti gli italiani, al di sopra di ogni parte, perché è la festa di tutti, è la vera festa dell'unità d'Italia. Qualcuno l'ha chiamato la quarta guerra d'indipendenza. Voglio dire un'ultima cosa e poi vi lascio, so che avete da fare, però la devo dire. C'è stato un uomo, Giovanni Tamiotti, che ha partecipato alla prima guerra d'indipendenza a 17 anni, nel 1849. Ma guardate, ha partecipato anche alla quarta guerra d'indipendenza, morendo nel 1916 volontario per l'unità d'Italia. L'unità d'Italia appunto che si ebbe poi nel 1918 con Trento e Trieste finalmente italiane. Grazie Tenente Trabucco, la ringraziamo. Grazie di essere stato qui. Diceva che il tricolore è stato consegnato nella trincea, la trincea che è stata allestita in questi giorni nel vicino Quadrilatero, qui a pochi metri da Piazza del Popolo, a pochi metri dalla nostra postazione. Noi vi proponiamo adesso un servizio che abbiamo realizzato che vi fa conoscere questo allestimento che rimarrà disponibile ovviamente per tutti i visitatori anche nei prossimi giorni. È stata inaugurata la trincea all'interno del Quadrilatero qui a Vittorio Veneto. Come è stata allestita e che cosa trovano i visitatori? Allora, è stata allestita con materiale di recupero del legname, è stato rifatto dei graticci come si usava una volta con rami di nocciolo, e poi per rendere più veritiera la trincea abbiamo fatto questo muro di cemento e terra, cercando di far capire soprattutto ai ragazzi che vengono a visitare la trincea come si poteva vivere in trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Probabilmente alcuni avranno visto delle foto, noi abbiamo cercato attraverso questo diorama a scala 1:1 di poter far capire che la vita non era così semplice in trincea, anche se qui fortunatamente siamo al chiuso del Quadrilatero, siamo non sotto la pioggia, però questa era l'idea da dare ai ragazzi. Troviamo diverse situazioni, la prima è una stanza e poi che cosa si trova? Abbiamo ipotizzato che ci fosse un comando del comandante di compagnia dove si riposava ma dava anche ordini, prendeva anche ordini dai comandi superiori. C'è un camminamento con delle scale che portano verso il fuori trincea, quindi per gli assalti che devono fare i soldati. C'è una piccola deposito munizioni, quindi in poco spazio abbiamo cercato di ricreare tutto quello che poteva esserci in una trincea.
Lo scopo quindi, come diceva, è quello di far capire alle giovani generazioni che cosa si è vissuto. Esatto, senza nulla togliere a quelle che sono le vere trincee che sono sulle Dolomiti oppure sul Pasubio o sul Grappa, era solo dare a portata di mano un piccolo spaccato di quello che poteva essere la vita di 100 anni fa dei nostri nonni o dei bisnonni dei ragazzi di oggi. Rieccoci qui, questa era la trincea che è stata allestita al Quadrilatero. Se nei prossimi giorni fate un salto in centro, venite a vedere appunto l'allestimento che è stato realizzato al Quadrilatero. Siamo tornati con l'Ammiraglio Domini per la chiusura di questa diretta televisiva, una diretta un po' improvvisata, non prima però di ricordare che voi come Assoarma avete coinvolto anche le scuole. Prima abbiamo detto che c'è stato un incontro che ha ricordato la figura di Nazario Sauro, ma voi anche nell'elaborazione del logo del raduno di Assoarma avevate coinvolto le scuole. Sì, avevamo lavorato proprio anche in un duplice modo con le scuole, con i giovani. Inizialmente l'idea del logo della manifestazione doveva essere un qualcosa fatto un po' internamente al gruppo di lavoro, e poi invece abbiamo pensato che sarebbe stato bello coinvolgere i giovani, prepararli naturalmente con delle lezioni ad hoc sul valore della Prima Guerra Mondiale sia dal punto di vista storico che emozionale, e il risultato sono stati oltre 70 lavori dei ragazzi dell'artistico, bellissimi, uno più bello dell'altro, tra i quali abbiamo scelto 2 che dal punto di vista proprio emotivo e della passione che creavano osservandoli ci sembravano i più belli, quindi sono diventati entrambi, uno il logo della nostra manifestazione e l'altro invece il logo da usare sui manifesti e sulle cartoline dove viene posto l'annullo postale. Quindi entrambe queste ragazze che hanno preparato questi bellissimi disegni sono state premiate, come è stato premiato il liceo artistico che in qualche modo ha curato la stesura di queste attività. Avevamo anche un'attività letteraria che volevamo spingere proprio sul territorio del Vittoriese, visto che in qualche modo era dedicata a Brandolino Brandolini e al rapporto tra popolo e forze armate, che secondo noi è essenziale, cioè le forze armate necessitano del sostegno del popolo. Se il popolo non sostiene le forze armate servono a poco. Però per una serie di problematiche di cui non conosco la genesi, i ragazzi non hanno fornito i lavori per tempo, quindi questo concorso è andato disatteso, e allora adesso troveremo un'alternativa per cercare di dare alle realtà cittadine un qualche sostegno per tenere conto comunque dell'aiuto. Devo anche riconoscere a tutte le scuole, tra cui anche l'alberghiero che ci ha aiutato con dei ragazzi che hanno partecipato a tutti gli eventi, ragazzi che si occupano di accoglienza, e speriamo che abbiano tratto giovamento anche nell'acqua e nel caos dovuto a una situazione di maltempo abbastanza fuori dal comune, un'esperienza di vita che poi possa servire nella loro vita futura, sia professionale che personale. Ammiraglio, noi adesso dobbiamo chiudere l'appuntamento con Assoarma. Io direi che insomma fra qualche anno bisogna riorganizzarlo questo raduno a Vittorio Veneto. Sì, basta che non piove di nuovo, perché sennò altrimenti devo dire che se dovesse piovere ancora sarebbe veramente complicato. No, io non lo so, Vittorio Veneto si doveva giocare tutte le carte quest'anno, perché purtroppo dal 50° anniversario della Prima Guerra Mondiale a oggi avevamo un po' abbandonato il nostro ruolo come cittadina simbolo della Prima Guerra Mondiale, e non lo dico perché in qualche modo sono vittoriese, lo dico perché all'estero Vittorio Veneto viene riconosciuto come il punto di svolta, perché la battaglia di Vittorio Veneto dà di fatto origine alla caduta
prima dell'Austro-Ungheria e poi della Germania. Quindi all'estero è conosciuto in tutte le città d'Italia, dove c'è una piazza, una via, un luogo dove Vittorio Veneto è ricordata. Ci sono alberghi Vittorio Veneto, ci sono navi da guerra Vittorio Veneto, ci sono 1000 modi che parlano di questa città e noi abbiamo il dovere come vittoriesi di tenere vivo il ricordo di questa città in Italia e far sì che si parli di questa città per non dimenticare il suo alto simbolo, che non è solo il simbolo della vittoria, è il simbolo primo. Il motto di Vittorio Veneto è Victoria Nobis Vita, quindi dobbiamo ricordare il simbolo della vittoria, però al di là di quello dobbiamo anche ricordare che questo evento ha visto gli italiani uniti e forti e a resistere prima sul Piave e poi dopo il Piave nella battaglia del Solstizio e nel successivo avanzamento verso i confini naturali dell'Italia. Quindi è questo, secondo me, che dobbiamo tenere presente, uno spirito che ci deve tenere uniti, essere meno rissosi di quanto si sia stato in questi anni, cercare di capire che la nostra patria va comunque salvaguardata e che va salvaguardato il rispetto per coloro i quali hanno dato la vita per questa nostra amata patria. Grazie, ringraziamo l'ammiraglio Roberto Domini, grazie per essere stato qui anche in questo momento così un po' di trambusto, insomma, grazie. Noi chiudiamo qui questa diretta. Oggi ancora di più li abbiamo sempre ringraziati tutti i tecnici, tutti gli operatori che rendono possibili e hanno reso possibili queste lunghe dirette, ma oggi permettetemi una sottolineatura ulteriore. Allora, innanzitutto grazie ai ragazzi del service audio che ci hanno aiutato anche con la logistica. Grazie a Mirko Andreetta che ieri ha supervisionato il tutto e c'erano tanti cavi più del solito distesi in piazza. Grazie a Davide Parpinello, Francesca Astori, Alessio Denardi che hanno reso possibile la diretta di questa mattina. Io vi do appuntamento agli eventi di martedì sera saremo di nuovo in diretta qui da Piazza del Popolo e mercoledì mattina, quindi ci sarà comunque tempo e modo di celebrare la fine della Grande Guerra. Speriamo che questa volta Giove Pluvio vada da un'altra parte. Grazie ancora, grazie ammiraglio. Grazie a voi e in bocca al lupo per le prossime attività. Grazie. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.